Ritrovato in un canalone tra Barcis e Piancavallo il corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa una settimana fa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. L'auto di Filippo avvistata in Austria già domenica mattina, l'appello del capo della Procura di Venezia Bruno Cherchi, che si rivolge direttamente al giovane chiedendogli di costituirsi. Il papà di Giulia, Gino Cecchettin, accompagnato dai carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere della figlia, i post dei fratelli Elena e Davide, prima l'amore per la sorella, poi la rabbia verso Filippo. Dolore e sconcerto a Vigonovo, dove il comune ha proclamato 2 giorni di lutto cittadino, e domani sera alle 19 una fiaccolata per Giulia organizzata insieme al comune di Saonara. L'ennesimo femminicidio scuote la politica, una notizia straziante per la premier Meloni, mentre la segretaria Dem Schlein chiede una legge per agire fin dalle scuole. Zaia, dolore, orrore, sgomento. Inaugurato dal patriarca il ponte votivo che apre la festa della Madonna della Salute a Venezia, un taglio del nastro col dolore per la notizia della morte di Giulia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Proseguiamo quindi ad aggiornarvi su quelle che sono le notizie dopo il ritrovamento oggi a mezzogiorno del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, ritrovato in un canalone sulla strada che collega il lago di Barcis a Piancavallo, e proprio sul luogo del ritrovamento a Barci abbiamo i nostri inviati. Ci colleghiamo con Daniela Sizia con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. A te Daniela, buonasera. Buonasera telespettatori. Siamo qui, siamo veramente a pochi passi dal lago di Barcis, ad una decina circa di chilometri da qua è stato trovato il corpo senza vita di Giulia, poco dopo mezzogiorno, davvero una notizia che mai avremmo voluto dare. Fra l'altro quella è una zona davvero impervia. Io sono con il coordinatore della protezione civile qui di Barcis, Marco Bonete. È una zona impervia, fra l'altro difficile anche ad arrivare. Sì, abbiamo dei punti, la Valcellina purtroppo è caratterizzata da molti punti molto impervi, con canaloni, con crepacci, con una zona boscosa. Purtroppo la stagione non dà troppe speranze adesso con questa stagione qua. Ecco, fra l'altro il corpo di Giulia è stato trovato dalle unità cinofile, da un cane, e si dice fortunatamente che è stato trovato da un cane perché purtroppo quella strada e quella zona viene chiusa d'inverno. Sì, viene chiusa per ovvie ragioni, per le intemperie, per gli eventi alluvionali, per gli eventi nevosi, in quanto è molto fredda come zona e impraticabile d'inverno. Ecco, è stato trovato, come dicevamo prima, poco dopo mezzogiorno. Fra l'altro ci diceva il volontario della protezione civile, ci diceva che sono ancora lì tutti, cioè ci sono ancora lì i RIS di Parma, continuano gli accertamenti, ci sono gli investigatori, ci sono ancora i carabinieri, ci sono ancora i vigili del fuoco, continuano purtroppo i sopralluoghi dove è stato trovato il corpo di Giulia. Filippo lo ha portato qui, poi lo ha lasciato andare in questo burone ed è finita dentro un canalone, e il corpo di Giulia, da quello che ci hanno detto, è ancora lì, e pomeriggio è arrivato il papà per il riconoscimento ufficiale della figlia. Il corpo, sul corpo sarà ovviamente stata disposta l'autopsia, che verrà fatta sicuramente nelle prossime ore, e si cerca ora Filippo. La notizia di poco fa è che Filippo ha passato il confine austriaco non come si era detto nella giornata di mercoledì, ma bensì domenica. Dunque Filippo ha portato qui Giulia e poi si è diretto verso l'Austria. Come sapete è scattato il mandato di arresto europeo, quindi si continuerà a cercare Filippo, e c'è l'appello
l'appello del capo della procura di Venezia, Bruno Cherchi, che dice, insomma, si rivolge direttamente a Filippo e dice torna, costituisciti anche per il tuo interesse. Sentiamo le parole del capo della procura. È chiaro che prima o poi Turetta verrà ritrovato, perché come dire, gli elementi indiziari e indicanti consentiranno prima o poi di trovarlo, quindi è molto meglio, anche nel suo interesse, a mio avviso, che si consegni. Nel giorno più buio e del dolore più grande è del procuratore capo di Venezia l'appello a Filippo Turetta affinché si costituisca. Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin cambia ovviamente il quadro delle indagini e del capo di imputazione, che ora è quello di omicidio. Ed anche se quello che era l'obiettivo principale delle ricerche frenetiche di questa settimana, ritrovare Giulia ancora in vita, è purtroppo venuto meno stamattina nel canalone sulla strada che da Barcis porta a Piancavallo, rimangono ancora tanti aspetti da chiarire. Adesso faremo tutti gli accertamenti, chiaramente se verrà disposta un'autopsia per accertare esattamente le cause della morte e quindi tutti questi accertamenti che sono accertamenti tutelati. Certamente si continuerà a cercare anche il ragazzo ed è in questo quadro che ritengo che sarebbe opportuna una sua versione dei fatti. Come e quando la povera Giulia sia morta lo accerteranno nei prossimi giorni gli esami dei medici legali ed il procuratore non si sbilancia nemmeno sui primi accertamenti eseguiti sul posto, sul corpo della ragazza. Non ritengo che sia opportuno parlare di prima immagine, è necessario fare tutti gli accertamenti su un caso così in qualche maniera non solo complesso ma che ha anche colpito l'immaginario collettivo in maniera così pesante. Dare indicazioni senza certezze non mi sembra che sia corretto. Si continua intanto a cercare Filippo e la sua auto, la grande Punto Nera, che da una settimana con il suo tortuoso itinerario ha attraversato 3 regioni, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, attraversando, pare, anche Linz in Austria. Adesso ripercorreremo tutti gli elementi con i tecnici che faranno e con i medici legali e con i carabinieri del RIS di Parma che faranno gli accertamenti. A questo punto io penso che in non molto tempo si potrà avere un quadro, se non definitivo, più completo. Io ora, Marta, vi lascio con il servizio che andrà in onda adesso, che è un po' ripercorrere quella che è stata la giornata di oggi, una giornata di tantissimo dolore, una giornata di tristezza. Mai si sarebbe voluto arrivare a raccontarvi del ritrovamento di Giulia e il dolore immenso del papà che oggi è arrivato qui per riconoscere la figlia. Ecco il papà. Gino Cecchettin esce dalla sua casa di Vigonovo poco dopo 00:30, quando il peggiore degli incubi diventa realtà. Quel corpo ritrovato in un canalone tra Piancavallo e il lago di Barcis appartiene a Giulia. Gli toccherà di lì a poco il pietoso rito del riconoscimento. È l'epilogo di una settimana fatta di angoscia e speranza, indizi e sospetti. Da 2 giorni questo lembo di Pordenonese è battuto da pompieri e forze dell'ordine, elicotteri, droni, sub. A casa dei Cecchettin ci sono i volontari dell'associazione Penelope. E diciamo che quel piccolo lume, perché insomma i fatti e le dichiarazioni dei giorni scorsi avevano molto affievolito la speranza, però insomma un piccolo lume di speranza c'è sempre stato fino a questa mattina. La svolta nelle indagini giovedì mattina in maniera del tutto casuale, quando la telecamera che registra il passaggio dei veicoli all'ingresso dell'area turistica di Piancavallo viene riaccesa dopo 4 giorni in cui non era operativa per manutenzione. Il software aveva tuttavia continuato a registrare i passaggi senza però trasmetterli al sistema operativo. Alla riaccensione dunque l'alert per il transito della Fiat Grande Punto di Filippo, il tutto in una zona periferica. Filippo aveva fatto una deviazione anomala rispetto al successivo rilevamento alla diga del Vajont, da qui i sospetti che diventano cauta certezza. A Vigonovo restano i fiocchi rossi della laurea mancata di Giulia, qui Papagino rientra a metà pomeriggio. Condoglianze, Gino, condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusateci. No.
Ecco, avete visto il papà di Giulia. Andiamo ora a Vigonovo, dove per questa lunghissima giornata hanno seguito l'evolversi degli eventi la nostra inviata Anna Maria Parisi con Simone Merlo. Buonasera Anna Maria. Buonasera Marta, e le condoglianze le abbiamo estese anche da parte nostra, di tutto il gruppo Nord-Est, alla famiglia di Giulia Cecchettin, le persone dei nonni che sono appena usciti da casa e che non hanno voluto rilasciare alcune dichiarazioni, così anche lo zio di Giulia Cecchettin è intervenuto per chiedere di lasciare la famiglia tranquilla in questo momento di particolare cordoglio e rabbia per una comunità veramente sotto shock, tutta Italia sotto shock, con i messaggi arrivati da tutte le istituzioni, gente comune, attivisti. Vediamo i fiori che sono stati portati fino adesso e che continuano ad essere portati dalla gente comune qui lungo il muro di cinta della casa di Giulia Cecchettin, i primi a condividere un ricordo di Giulia sui loro profili Instagram. Tra rabbia e ricordo, i fratelli di Giulia Cecchettin, Elena e Davide. Giulia e Elena che si abbracciano, una foto allo specchio in bianco e nero, resta in power, resta in forze, si presenza. È così che Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha voluto ricordarla con un post su Instagram a pochi minuti dalla notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita. Con lei anche il fratello Davide, Giulia che abbraccia un peluche e un saluto, ti amo, sussumina. Vieni al concerto di Calcutta con me? Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. È con le parole dell'attivista peruviana Cristina Torres, rimbalzate sui social, condivise anche da Elena sul suo profilo, che attivisti e attiviste stanno facendo parlare il corpo di Giulia. Alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sui social si riversa la rabbia anche tramite gli hashtag che su Twitter contano più di 100.000 commenti. Lo sapevamo tutte, quello che spicca su tutti gli altri. Cordoglio poi da tutte le forze politiche e dalle istituzioni per una storia che non doveva avere questo epilogo. Dalla Premier Meloni a Luca Zaia. Ho sperato in un epilogo diverso fino alla fine, scrive la prima ministra, che con il governatore della regione si stringe attorno alla famiglia. Con loro anche il segretario regionale del PD, Andrea Martella. Perentorio il presidente del Senato La Russa. Lo sconcerto per l'ennesimo femminicidio. Nessuna giustificazione per l'assassino, si legge nel pensiero che ha affidato ai social. E nel suo profilo Facebook il papà di Giulia, Gino Cecchettin, pochi giorni fa, quando ancora era viva la speranza, scriveva: non riesco ad immaginare di entrare in casa e non sentire più. Ciao, papino. E si è tinto di rosso contro tutti i femminicidi, contro questo in particolare, il municipio di Vigonovo, che si trova proprio alle spalle della casa di Giulia Cecchettin. Adesso sentiamo l'avvocato Simone Tigani, legale della famiglia di Giulia Cecchettin, e con le immagini di Simone Merlo poi la linea torna allo studio. Sono riuscito a avvisare il papà prima che lo sapesse da altre fonti. È una giornata tragica, dolorosa, e dobbiamo andare avanti, e adesso è il momento anche dell'accertamento delle responsabilità, delle dinamiche, e confidiamo ancora nel lavoro degli investigatori per il prosieguo, non vorrei aggiungere altro. Il procuratore ha fatto un appello affinché Filippo si costituisca. Mi sembra giusto, mi sembra corretto, non ne avevo dubbi, glielo ribadisco a questo punto anch'io. È un momento in cui dobbiamo però, almeno per adesso, stringerci attorno alla famiglia. Chiediamo anche un po' di discrezione se possibile, anche perché adesso non ci sarebbe molto da aggiungere se non quello che purtroppo già sappiamo e in parte ci aspettavamo. La famiglia è stata nel dolore, c'è un via di amici, di parenti, è un momento anche di tutta la comunità. È una famiglia straordinaria, è una comunità straordinaria, credo che sia bello questo. Ma non avevo dubbi francamente, anche perché lo abbiamo visto in questi giorni, tutta l'Italia si è stretta intorno a questa però purtroppo ennesima tragedia, e credo che su questo dovremo fare tutti una riflessione anche per il futuro, perché non ne possiamo più, francamente. Avete sentito per caso la famiglia, si è fatta sentire la famiglia di Filippo Turetta? Non so nulla di questo, non mi esprimo.
Ecco, una vicenda che ha destato profondo dolore, profondo cordoglio nell'intera comunità di Vigonovo. Avete visto quanti mazzi di fiori sono stati posati oggi pomeriggio lungo la recinzione della casa della famiglia di Giulia, e per questo il sindaco ha deciso di proclamare 2 giorni di lutto cittadino oggi e domani, proprio in segno di cordoglio e di vicinanza dell'intera cittadinanza alla famiglia, nell'attesa che sia fissata la data del funerale. E sentiamo quindi le parole del sindaco di Vigonovo, Luca Martello, che abbiamo raggiunto al telefono. Un epilogo doloroso e drammatico che ha sconvolto profondamente tutta la nostra comunità di Vigonovo e di Saonara. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia, al padre, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Tutti avevamo atteso e sperato in una conclusione diversa. Purtroppo si tratta dell'ennesimo femminicidio di una giovane donna e noi non possiamo smettere di indignarci e impegnarci per cercare di porre un freno al dilagare di episodi di violenza contro le donne. Ecco, e una fiaccolata per Giulia è stata appunto indetta per la giornata di domani dal comune di Vigonovo insieme al comune di Saonara, dove abitava prima la famiglia. È prevista per le ore 19 con ritrovo al Parco Norma Cossetto in via Scarpis. Il percorso proseguirà lungo le vie di Vigonovo fino a piazza Marconi. E le famiglie distrutte dal dolore in queste ore sono 2, quella di Giulia naturalmente, ma anche quella di Filippo Turetta. Sentiamo le parole del legale avvocato Emanuele Compagno. Se ci fosse stata la premeditazione, Filippo, quando ha vissuto questo momento alla nave De Vero con Giulia, poi non l'avrebbe riportata a casa e lì in qualche maniera è iniziata una discussione, ma se avesse voluto ucciderla e quindi ci fosse questa premeditazione, sarebbe andato subito in un posto nascosto, sarebbe andato subito magari in montagna, in luoghi. Invece lui che fa? La porta a casa. Credo che sia stata una lite, se è vero quello che vediamo nel video, che io non ho ancora visto, ma che ci è stato raccontato nella stampa. Se è vero che è successo questo, io la vedo come una lite finita male, una lite nella quale per una tragica fatalità sia successo l'irreparabile, e lì possa essere accaduto che ci sia stato da parte di Filippo una perdita in qualche maniera incontrollata della sua capacità di far fronte a quello che era successo e abbia agito in maniera inconsapevole. Lei è a conoscenza del fatto che i rispettivi genitori si siano parlati? C'è stato un contatto tra di loro oggi, una volta avuta la notizia del ritrovamento di questo corpo? Hanno chiesto a me di lanciare un messaggio alla famiglia, cosa che io ho fatto immediatamente chiamando il loro avvocato, di vicinanza assoluta. È un dramma che coinvolge entrambe le famiglie, mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo tipo, e la loro vicinanza a Giulia, alla famiglia di Giulia è massima, l'affetto, li abbracciano con tutto il cuore possibile e sono vicini, perché è un dramma che coinvolge veramente entrambe le famiglie e non si possono spiegare come sia stato possibile che il loro figlio abbia fatto una cosa del genere. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al dramma di Giulia Cecchettin. Qualche istante di pubblicità, restate con noi. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Venezia. È stato inaugurato questa mattina dal Patriarca e dalle autorità il Ponte Votivo, che ha aperto ufficialmente la festa della Madonna della Salute, un taglio del nastro che naturalmente è stato funestato dalla tragica notizia dell'uccisione di Giulia Cecchettin. È stato un taglio del nastro del Ponte Votivo senza gioia quello che questa mattina ha aperto ufficialmente a Venezia le celebrazioni della Madonna della Salute, che avranno il loro culmine martedì 21 novembre. Il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e l'assessore Simone Venturini, delegato dal sindaco Brugnaro, hanno attraversato per primi il ponte con le autorità cittadine. Prima l'angoscia per la sorte dei 2 ragazzi, poi il dolore alla notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia.
Così ha parlato il patriarca prima che arrivasse la tragica notizia, dopo aver ricordato Giulia in chiesa durante il momento di preghiera. Patriarca Francesco, intanto le chiedo un pensiero che ha richiamato anche in Basilica su questi due ragazzi, come sta seguendo la vicenda del patriarca? Possiamo solo pregare, chiedere al Signore che la soluzione della vicenda sia nel miglior modo possibile per loro e per le famiglie. Sull'apertura del ponte votivo, invece, la Madonna ha sempre qualcosa da dire alla fede di un popolo e quindi questo ponte va al di là, dell'unire due sponde della città, unisce un popolo alla madre e questo credo che sia una grande ricchezza sia per i veneziani, sia per la città, sia per la nostra storia. Ha un significato particolare con i venti di guerra che spirano, con la cronaca locale che ci parla di episodi brutti, di violenza. Ecco, affidare anche alla Madonna per chi crede o comunque riflettere su questi temi per chi crede meno, ecco, è importante. È una devozione di tutta la città, anche nella terraferma, ed è una cosa che è immancabile nella popolazione veneziana. È tutto dunque per questa edizione di Venezia del nostro telegiornale. Vi lascio in chiusura alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. È sempre l'alta pressione a dominare sul nostro territorio. Sarà dunque un weekend con il bel tempo. Vediamo il dettaglio di domenica 19 novembre. Sul Veneto da segnalare soltanto la possibile formazione di qualche banco di nebbia sulle zone pianeggianti al mattino, ma in rapido dissolvimento. Cielo dunque più sereno e soleggiato a seguire. Le temperature saranno in calo, sia pure lieve, minime intorno a 0-5 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole con cielo poco nuvoloso e assenza di piogge. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui tanto sole, salvo al pomeriggio locali precipitazioni sui settori più a nord. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.